Buonasera, Ostarie TV alle tenute dal Borg, anche un signoto tacchin con musiche suggestive di Dario Snidero. Ovviamente sono sempre presenti in Messodai, addirittura Luciano alle partite in quarta già con le sue pitture, Luciano Lunazzi e il mio compagno di Mirindis, Mauro Missana. Ho vinto i miei ospiti che Tito ti ha rappresentato. Ma certamente, nessun problema. Prendi tutte Feverin con l'artista, Varin e ho annunci le prossime puntate a Varin Pui di Un, sareste disi che si confronteranno insomma gli artisti dentro Ostarie TV. C'è stato combinato, vedo che tu hai fatto tante smagles. Come l'ho sporchiato un po', come che sporcare la tela per prepararmi perché comunque 30 minuti era un po' casino, no? E dopo io non ho lui, allora gli faccio sempre che calciante. Ma tu hai fatto un Mauro Tonino che se me aveva andato no, ma Mauro, vedi te che è sempre che si lamenta. Ma è vero, è una roba incredibile, non sai se là che chi è intanto saluto i telespettatori, sono sempre qui, ciao. Mandi Omar, Omar Costantini, il regista di questa trasmissione, ma allora presentati due ospiti e sono due studiosi giovani che non spevaleranno anche di argomenti di grande attualità e vin a Ponte Francesco Brunello Zanitti dall'Istituto di Geopolitica di Roma, ma lui alle Difeagne ha una lunga esperienza in India e anche una grande esperienza per ciò che riguarda ciò che sta succedendo in Afghanistan e altri paesi. Mandi Francesco. Mandi, buonasera. Dunque, e viene anche Marco Orioles dell'Università di Verone e di Udin, personaggio che tra l'altro viene veduto da Space per televisione, istituto per radio, letto in questo periodo e dopo l'attentato di Parigi, proprio perché è una delle persone che sta fevelante di ciò che sta succedendo, ma dal di dentro, alle che ha studiato il Bord Stazione di Udin, ma le disi che in questi giornali Marco Orioles aveva fatto fuori un libro sulle periferie di Parigi che ha scognuto fermare proprio per integrarlo e le sveve imbroccate tutte. Ahimè, buonasera, manda a Duc. Purtroppo sì, di grande attualità quello di cui mi occupo, mi piacerebbe poterne parlare in modo più sereno, però ecco, in questo momento comunque c'è bisogno di riflettere, ecco, grazie anche per il vostro invito, vediamo se riusciamo a fare una discussione in cui appunto stemperare gli animi e ragionare un po'.
Però allora, partì subito con Francesco Brunello e Zanetti alla venuta di Lung che in India, in Durac, ha fatto attività di ricerca, come le fa invece partite dal Friuli, girante tutta l'Italia e tutto il mondo. Ecco, sono conflisse che di questi discutinte le televisioni Museo del Book che però è partissero di lontano, tutto si è occupato anche dai posti dove che sono dei conflitti come l'Afghanistan e Nodome. Continua su un po', vi teniamo tranquillo. Sì, grazie. Ma sì, ringrazio anch'io per questa occasione per poter discutere di queste vicende. Io posso dare il mio contributo per cercare di comprendere un po' la situazione partendo dalle cause geopolitiche che sono di lungo periodo. Noi abbiamo in questo periodo avuto dei fatti incresciosi, ricordiamo quello di Parigi, però ci sono delle cause di lungo periodo che riguardano poi anche paesi che sono lontani dal nostro. Diciamo che però l'azione negli ultimi 30 anni in determinate zone del mondo hanno portato ad accrescere la tensione e quindi a creare delle condizioni atte affinché in Europa ci siano questi gruppi estremisti islamici. E che cosa bisognerebbe cercare di comprendere dal punto di vista, per fare una riflessione, cercare di comprendere dal punto di vista storico e politico qual è stata l'azione dell'Occidente in determinate aree del globo. Si può pensare ma sempre colpe dall'Occidente, perché lì va inviata una riflessione. Diciamo, possiamo cercare di comprendere i diversi punti di vista. Ci sono delle responsabilità occidentali, ma non solo. Diciamo, io credo che nella nostra politica, io dico noi nel senso di Occidente, ma principalmente parlo degli Stati Uniti, si può considerare ad esempio la politica che si è fatta nel vicino Oriente, che si è basata su una contraddizione di fondo, perché la nostra, per esempio se si considera l'alleanza strategica che c'è stata negli ultimi anni con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese fondato su un'ideologia ben precisa che ha portato a una serie di influenza molto forte nel vicino Oriente, in Asia centrale e anche nello stesso Afghanistan. Però io farei una domanda a Francesco, approfitti. Allora, nota ben di Islam. Ma Islam è l'aldi monolitic oppure è una roba complessa e variegata? È molto complesso, ci sono numerose interpretazioni della religione islamica e poi abbiamo diversi gruppi, ad esempio di solito si parla di due grandi componenti, che è quella sunnita e quella sciita, però non vanno molto d'accordo. Si può considerare due capofila, ad esempio ancora una volta l'Arabia Saudita per i sunniti o l'Iran per la componente sciita, ma all'interno di questi due gruppi poi abbiamo tutta una serie di altri filoni, poi abbiamo l'Islam politico, o nel corso della storia abbiamo anche l'influenza del socialismo arabo che ha portato a una diversa interpretazione della religione all'interno dello Stato. Ma era un laicismo di Stato al caso del socialismo? Perché lì è importante di capire, perché sappiamo che al così chiamato Occidente, anche se era il socialismo, al fosse il caso ad esempio di Poà e che erano dai stasi, lo sai, io penso alle ditte, tan partiti in ma le stesse robe le facevano ad esempio le Unioni Sovietiche che altri settori. Sì, probabilmente sì, questo è vero, però poi nel corso degli anni, partendo sempre da un punto di vista occidentale, si è cercato di favorire un altro tipo di approccio nei confronti del vicino Oriente. E, diciamo, il tema è comunque molto complesso, non si può considerare solo un aspetto e in questo caso però nell'ultimo periodo abbiamo una situazione attuale veramente caotica. Abbiamo proprio poche ore fa c'è stato il colpo di Stato nello Yemen che ha portato al rovesciamento del governo. Questo rovesciamento è stato ad opera di gruppi
sciiti. Poi però abbiamo anche altre situazioni, come ad esempio ancora l'Afghanistan, che si trova in una situazione tutt'altro che stabile, il Pakistan anch'esso coinvolto in Afghanistan e con la possibilità di un fallimento dello Stato. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che ci riguardano in un certo senso e dovremmo cercare di capire, anche se appunto, come dicevo, è complessa come situazione, non si può dare solamente una risposta univoca. Ecco, una situazione complicata, non le dubbi. Io partirei a sentire Marco, anche perché adesso un libro ha tocchi a Parigi. Mi faccio una domanda prima che non sta bai dal suo libro. Si poteva il proviodice che sta succedendo, al di là dell'attentato specifico, non tu puoi disproviodilo, ma tutto il contesto che le da si poteva il proviodi? Assolutamente sì. E infatti io mi sono sorpreso a metà il 7 gennaio, quando è successo a Parigi quell'episodio tragico. Mi sono sorpreso a metà, nel senso che da un lato ovviamente mi sono reso conto di aver scritto una cosa attualissima, ma dall'altro lato mi sono reso conto anche che questo episodio doveva prima o poi succedere, era annunciato, era nei fatti per due motivi. Uno generale, cioè noi abbiamo ormai da decenni una presenza musulmana in Europa in crescita, e il che significa che noi stiamo vivendo in Europa, in casa, tutte le contraddizioni del mondo islamico. Il mondo islamico, come ha giustamente sottolineato il nostro amico, il mondo islamico è un mondo molto differenziato ed è un mondo di conflitti tra anime, tra correnti, tra interpretazioni delle religioni, e non c'è una conciliazione, anzi c'è una rivalità volta anche a monopolizzare l'attenzione dei fedeli. C'è una rivendicazione, diciamo, di paternità, noi siamo il vero Islam, no, noi siamo il vero Islam, e questo poi esplode puntualmente e purtroppo noi, avendo parecchi milioni, non si sa nemmeno quanti sono, perché poi ci sono anche le seconde generazioni che sono cittadine dei rispettivi paesi, per cui scompaiono dalle statistiche in quanto stranieri, quindi noi abbiamo una presenza, diciamo, intorno ai 20 milioni di musulmani che qui recitano dei ruoli appunto ambivalenti. Abbiamo gli estremisti, come è stato ricordato, ma abbiamo anche una folta maggioranza di persone pacifiche, come quelle che vivono nella nostra città qui a Udine, e che sono appunto strette nella morsa di questo conflitto globale che si snoda su archi geopolitici molto vasti e purtroppo, ripeto, l'Europa lo sta vivendo, per cui era assolutamente prevedibile quello che è successo a Parigi. Ecco, tanto libri, c'è compito. Ma allora, da un po' di tempo mi sono sempre occupato di immigrazione, e poi dall'11 settembre 2001, ricordo esattamente la data quando ho cominciato a interessarmi anche dell'Islam, perché l'evento globale delle Torri Gemelle del Pentagono ovviamente ha suscitato delle domande, e io da sociologo mi sono posto il problema di trovare almeno un barlume di risposta. Allora, e nel libro io da qualche tempo mi occupo soprattutto di seconde generazioni, dei figli degli immigrati. Del resto in Europa abbiamo anche i nipoti degli immigrati, perché la presenza abbiamo le terze generazioni, abbiamo ormai in certi paesi come la Gran Bretagna, la Germania e la Francia stessa il fenomeno migratorio risale all'immediato dopoguerra, per cui insomma c'è buoni 60 anni di storia dell'immigrazione. Io mi sto occupando dei figli, perché poi tra l'altro sono i protagonisti della nuova stagione dell'immigrazione in Italia, sono coloro i quali stanno entrando in scena in questo momento, e io ho deciso nel nuovo libro, che appunto vuole affrontare in modo organico l'integrazione delle seconde generazioni di immigrati in Europa, ho deciso di soffermarmi sul caso francese perché è il più spinoso, perché in Francia c'è un conflitto molto acceso tra, diciamo, la maggioranza della popolazione, i francesi, che sappiamo benissimo tutti sono un popolo molto orgoglioso, molto fiero di una tradizione che è assolutamente laica. Nel 1905 viene varata una legge che diciamo sancisce la natura laica dello Stato francese, cioè noi siamo nello spazio pubblico, Dio non può esserci, e questo non va molto bene ai musulmani francesi, e infatti noi abbiamo avuto in Francia degli episodi abbastanza clamorosi, come per esempio 2 provvedimenti legislativi per mettere al bando gli indumenti islamici, la legge sul velo del 2004 che diciamo proibisce a tutte le persone, diciamo, credenti, cioè non solo musulmani ma anche ebrei e cristiani, di esporre dei simboli
ostentati, cioè la croce molto grande, la kippa, il velo, ecco, questi indumenti non possono essere esibiti in pubblico. Nel 2010, come se ciò non bastasse, e abbiamo un ospite molto simpatico, ma di fatto che gli voleva dire la sua perplessità, io la sarai non è d'accordo. Fevela Marco Orioles più tardi, perché come annunciato proprio di un presentatore d'eccezione viene anche Dario Snidero. Una domanda sole, dato che non vi infatti conosce i nostri ascoltatori. Ecco Dario, tu suonavi in un gruppo grunge, non si sono conosciuti in queste maniere, tu hai continuato in queste cool blues, tu hai da ora una bella carriera a livello musicale. Ma disegno che avevi attaccato, registrando una robe semi-acustiche, chitarre acustiche, piano, molto 5 anni fa, e dopo insomma mi è commentate per partiatanti le in con cui metti su dopo il gruppo, con cui viene registrato un EP electric 2 anni e mezzo, quasi 3 anni fa ormai. E il gruppo si chiama Rusted Pearls, cioè perle arrugginite in italiano. E non è propriamente grunge, magari a me la musica degli anni 90 mi piace anche. E si sente. Mi piace anche, ecco, però sì, tanti robe sono stati smettuti assieme in un complesso di un EP electric, e dopo insomma che ha avuto dei buoni riscontri, e come tra batterista, tra bassista, tra vari robe, insomma si andiamo fersa che volte come registrazione, però si andiamo attivi, anche come vengono i tastierista, insomma, quindi facesse robe di lusso. Dario Snidero a Osterie TV con un altro fruncione di un sottò che dopo torni in Cool Artiste con Francesco Brunello Zaniti e Marco Orioles in Estis Hospice. Since I became a troublemaker, making troubles was the only thing I did. When I was born, my mama taught me to be scared of the troubles passing by. Some problems with this lonely heart I got. Once I became a troublemaker, making trouble was the only thing I did. Dario Snidero dentro Osterie TV e il nostro artista non sai che sta combinando, perché poi c'è Dario Snidero, perché chi mi sa che il signor Calechidogli di te c'è qualche chiavelli, ma comunque no, è lui. Che chi è Saris? Questo qua è un vero astratto. A volte si può strada così, ma si usasse con questi artisti. A me, dai. È grunge A. L'ho chiamata grunge A.
siccome il discorso stasera è un po' difficile, perché Passi dal Carniele al Italiano, allora è hai capito, difficile pazzesco. mettere su, hai capito? Cioè, No, comunque no. sarebbe più satira o roba del genere, no? Ecco, però Struche, ecco, Come cosa volete dire? je suis du nazi, je suis pas Charlie, t'as compris? Ecco, perfetto. Allora, alle Catherine Deneuve. Allora, a parte... no Luciano, però io aggiungerei su una roba, Sì, si può velocemente che perché non mi è senti neanche un una chiamo, volta. è il chiamo sgnottale. Insomma, ma le sempre un chiam di Kel di Margherita Timeus fin tra mai Trudi, si chiama così che sta chiam. Sì, insomma. Torni agli ospiti, dai. Allora, torniamo velocemente agli ospiti. Sono le domande a Marco, che l'ha studiate alle partite dal Borche Stazione di Udine. Ecco, al ben spontaneo, sono ridotta a chi che non sviodi, ma può darsi al succedi al dal Genere anche a Udine? Hanno di tacca preoccuparsi o forse al Pui Madur e Ciri, insomma, di inserirsi e di capire, insomma, che ste parte che tutto has detto che è sane, che può di inserirsi tra le nostre popolazioni? Beh, è una domanda difficile, però io voglio rispondere, non mi sottraggo. E io direi che possiamo stare sicuri perché noi abbiamo degli organismi, diciamo, della sicurezza molto efficienti. Io ho avuto occasione spesso di parlare con loro, ho anche rapporti di amicizia e mi rendo conto che loro sono capaci di una sorveglianza molto capillare. E per cui stiamo tranquilli, perché se ci sono delle persone, diciamo, che tendono, diciamo, a complottare, diciamo così, vengono subito individuate, lo sa bene il mio amico, e coloro i quali in questo momento hanno delle intenzioni bellicose sono già sorvegliati da mesi, se non da anni. Anche quello che stiamo leggendo sulla stampa in questi giorni, i provvedimenti di espulsione, hanno rivelato come ci sia appunto un'attività investigativa molto molto efficiente. Invece, diciamo, al di là di questa nota semi allarmistica, io direi che io invito tutti a scoprire invece il tesoro nascosto delle popolazioni che vivono, che si mescolano tra noi. C'è una diversità culturale davvero sorprendente, te lo saresti mai immaginato 30 anni fa, Mauro? Assolutamente no, anche se si attaccava un po' caviodilo. Certo. Ecco, una domanda anche a Francesco Brunello Zanitti, che è ricercatore dall'Istituto di Geopolitica di Roma, e dopo verrà anche di serale le nostre trasmissioni. Poi altri sconfliss può darissimo scoppiare in curte e anche causanus qualche guaio, perché noi chi e scriviamo sui social network, sempre rabbia sconducchie, eccetera, eccetera, tante volte sei ignoranti che succede. Sì, lasciando un attimo in disparte la questione vicina orientale, io credo che una situazione da tenere sotto controllo dal punto di vista della conflittualità sia quella dell'Ucraina. Non riguarda molto il discorso di stasera, ma c'è una situazione, ne riparleremo, ma c'è una situazione di guerra lungo tutta l'area orientale dell'Ucraina, per anche lì dei motivi di interessi geopolitici delle diverse potenze, principalmente tra la Russia e la NATO e gli Stati Uniti. Quindi questa è una situazione che potrebbe essere molto pericolosa nei prossimi mesi. Fermo restando che comunque ci sono anche altri focolai di tensione, senza dimenticare poi anche il vero fulcro contemporaneo, cioè l'interesse primario degli Stati Uniti oggi va verso la Cina. Ecco, io farei una domanda al Marzullo flash a tutti e due, una ricetta, sentin una parola, ecco, una frase con una battuta. Secondo me bisogna puntare ai paesi emergenti tentando una cooperazione con loro. Marco. La convivenza. Bene. Le paraule alle chitarre di Dario Snidero. Ecco, riguarda anche gli ospiti che vi veduto, Mauro, voi... Allora, prego. Allora, Marco Orioles, Francesco Brunello Zanitti e i solis ormai non podin di ospiti fis perché così sempre è sottoscritto Mauro Missana e Luciano Linazzi e il nostro pittore e regista e grande capo assoluto Caleo Marco Stantini, lo fasi contento voi e Dario Snidero. Voi vi sa che insomma Marco Orioles alle Università di Verona e di Udine, Francesco Brunello Zanitti dopo sei stata di lungo proprio ricercatori in India, Hyderabad, una grande università, una delle più grandi di Indie, alle Comota all'Istituto di Geopolitiche di Roma. Bene, allora noi salutiamo con Dario Snidero.
your face and you miss mine. I cannot think about last night. I lost my dear as you left me for the one you dreamed about last night. You said I quit you, so I ended at the wall, trying to make my way through this new tomorrow. And poor me, left outside of the falling rain. How can I try to love you again? Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Guarche de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bam bam bam.